Il progetto Montagna Amica e Sicura nasce nel 2010 nel Veneto, su iniziativa degli organi tecnici del CAI Veneto. La visione di questo documento intende ripercorrere il percorso logico che ha generato lo stesso progetto, indicarne le finalità, il target e gli strumenti disponibili per il loro raggiungimento. Lo scopo è di sensibilizzare e formare, tra le risorse tecniche esistenti nel CAI, chi dovrà poi operare sul campo. Questo perché gli aspetti organizzativi e di metodo si differenziano in modo sostanziale da quelli impiegati nei percorsi formativi classici all'interno del CAI. Il progetto è dedicato alla memoria di Matteo Fiori, avvocato, dirigente politico, componente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e istruttore nazionale di sci alpinismo. Essere infoformatore nel progetto Montagna Amica e Sicura. Nella stagione invernale 2009-2010, la precarietà e la qualità dell'innevamento avevano provocato un numero di vittime da valanga spropositato rispetto alle medie annuali registrate fino a quel periodo. L'impegno profuso anno dopo anno con le attività di prevenzione, attraverso corsi, aggiornamenti e sensibilizzazione al pericolo valanghe, sembrava vanificato dal momento che tante vittime si erano registrate anche tra i soci del CAI. I media poi non avevano perso occasione per incarare la dose di sconforto con titoli a tutta pagina sulla volontà assassina della nostra amata montagna. Matteo Fiori, coadiuvato da un gruppo di soci selezionati all'interno degli organici del CAI Veneto, ha inteso strutturare un progetto di prevenzione permanente ai pericoli in ambiente innevato, sul modello delle giornate promosse dal Soccorso Alpino, denominate Sicuri sulla neve. L'iniziativa doveva anche contrastare la continua diffamazione che la montagna subiva dai media, sia evidenziando le effettive responsabilità degli incidenti, ma anche cercando di attribuire al progetto una denominazione parlante di effetto positivo. Il progetto di prevenzione degli incidenti in montagna fu chiamato Montagna Amica, inizialmente sviluppando attività di prevenzione per l'ambiente invernale. Successivamente, con la partecipazione al progetto del Soccorso Alpino, la denominazione fu modificata in Montagna Amica e Sicura, proprio per integrare nel nome anche la storicità dell'evento Sicuri in Montagna, organizzato dal Soccorso. Contemporaneamente si prese in considerazione la necessità di operare prevenzione anche nell'ambiente estivo, rendendo di fatto il progetto di tipo permanente. L'11 dicembre 2010, a Sappada, con una conferenza stampa, fu dato il via all'iniziativa presentando il progetto, il protocollo operativo e il vario materiale divulgativo realizzato per l'ambiente innevato. Le finalità indicate erano di fare prevenzione, coinvolgendo i flussi turistici con presidi alla base delle piste, alle stazioni di partenza degli impianti di risalita e alle stazioni di arrivo. La prima stagione invernale, 2010-2011, registrò 64 presidi, a cui parteciparono oltre 40 scuole o gruppi tecnici del CAI, forestali e finanzieri del soccorso, guide, operatori del soccorso alpino e maestri di sci. Ma cerchiamo di spiegare in modo più preciso le finalità del progetto Montagna Amica e Sicura. Abbiamo presentato questo documento come strumento utile alla formazione degli infoformatori. Qual è la differenza tra chi informa e chi forma? Informazione è lo scambio di conoscenza tra due o più persone all'interno di una comunità o nella società, nonché il significato che le persone coinvolte attribuiscono a tale conoscenza. È ciò che sostituisce il noto all'ignoto, il certo all'incerto. In altre parole, essa riguarda il contesto in cui i dati sono raccolti, la loro codifica in forma intellegibile e, in definitiva, il significato attribuito a tali dati. Formazione. Il concetto ha molteplici significati ed è usato in diverse discipline. Il significato deriva da formare, da cui dare una forma. Il concetto formato si differenzia da fatto, composto, proprio perché la formazione richiede del tempo tecnico, tempo che necessita per formare, per assimilare e per comprendere.
Questo per dire che le finalità sono più sbilanciate verso l'informazione piuttosto che la formazione, proprio per il livello base dei contenuti da comunicare e per l'occasionalità degli approcci con gli appassionati di montagna. Riguardo gli appassionati di montagna, va ricordato che non si possono confondere coloro che volontariamente accedono ai corsi CAI motivati dalla voglia di conoscere, provare e fare esperienze, con coloro che si incontrano occasionalmente in un negozio di articoli sportivi, alla base di un sentiero, in un rifugio o all'arrivo di un impianto di risalita. I primi possono essere definiti appassionati attivi, i secondi appassionati passivi. Questi ultimi sono il nostro target prescelto. Più in generale, il nostro target coincide con i flussi turistici che frequentano l'ambiente montano estivo e quelli che frequentano l'ambiente invernale. Appassionati privi di qualsiasi nozione sul comportamento preliminare, di preparazione alla frequentazione e ancor più delle minime normative sulla sicurezza lungo i tragitti che intendono frequentare. Quindi la finalità del progetto è informare e sensibilizzare per prevenire gli incidenti in montagna. Incidenti che, oltre ad offuscare le bellezze offerte dall'ambiente e gli stati d'animo dei suoi frequentatori, comportano con il soccorso e le eventuali cure e degenze un'enorme spesa per tutta la collettività. Chi sono le strutture che collaborano tra loro e quali gli enti o organizzazioni che finanziano il progetto? Principalmente è il Club Alpino Italiano che si è assunto l'impegno di mantenere permanente il progetto di anno in anno. Per Club Alpino Italiano si intendono gli organismi tecnici che lo compongono uniti alle sezioni del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Associazione Guide Alpine Italiane. L'organizzazione è mantenuta da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle varie componenti, mentre l'operatività è in gestione alle strutture tecniche. I finanziamenti principali provengono dagli stanziamenti previsti dalla Regione Veneto per il progetto di eccellenza che intende promuovere e qualificare le aree dolomitiche riconosciute patrimonio umanitario dell'UNESCO. Tra le voci operative finanziate è stata inserita la formazione degli infoformatori, indispensabili al progetto. Altri finanziamenti provengono dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai due raggruppamenti regionali del CAI Veneto e Friuli Venezia Giulia, in misura minore e limitata a rimborsi di varie entità. Conseguentemente alle finalità del progetto, in precedenza enunciate, merita un approfondimento il metodo operativo e di approccio, completamente diversi di fronte al nostro potenziale utente. Non troviamo una platea organizzata di allievi, interessati e motivati a nuove esperienze all'interno di una sezione CAI. Ci si dovrà organizzare in ambiti esterni al sodalizio, cercando di intercettare i flussi di turisti, amanti della montagna, come i nuclei familiari, gli iscritti ai circoli ricreativi, i clienti dei negozi di articoli sportivi, chi frequenta campeggi, alberghi e rifugi, i passanti nelle piazze di località turistiche, gli utenti presenti alla base o all'arrivo degli impianti di risalita, eccetera. Ogni gruppo che si organizza per un intervento è libero di scegliere dove operare. Le strutture o le aree che scegliamo potrebbero essere diverse ogni volta, quindi dovremo avere capacità di adattamento e saper utilizzare gli strumenti che abbiamo a disposizione. Dal punto di vista didattico, mentre nei corsi CAI abbiamo attenzione degli allievi, garantita e motivata dall'entusiasmo che accompagna l'esperienza pratica prevista, in sostanza un vero percorso di formazione, nel progetto Montagna Amica e Sicura dobbiamo sapere attirare l'attenzione della gente comune o, ad esempio, di quei gruppi organizzati che ci chiamano per la gita del giorno dopo. Dobbiamo cercare di scambiare alcune opinioni sui pericoli della montagna, ricordare le regole da rispettare per la loro sicurezza e controllare la loro attrezzatura. La nostra strategia nel dare queste informazioni dovrà utilizzare argomenti persuasivi, cioè che conducano l'utente occasionale alla convinzione della loro importanza e utilità per la propria sicurezza. Ma cos'è la persuasione? La persuasione è l'arte di modificare l'atteggiamento o il comportamento altrui attraverso uno scambio di idee. È una strategia di chi sa comunicare. Le leve alla persuasione sono molte e diverse secondo gli obiettivi che ci si pone.
In questo caso dobbiamo considerare, viste le finalità del progetto, di persuadere o meglio convincere il nostro potenziale utente con il timore. Infatti il timore, o meglio la paura in genere, è uno dei più forti persuasori. Abbiamo un esempio concreto fornito da un test raccolto in un istituto universitario americano. L'argomento in questione era l'importanza di vaccinarsi contro il tetano. Agli studenti sono stati distribuiti degli opuscoli informativi sul problema, consegnando a loro insaputa 2 tipi di documento dai contenuti molto diversi. Metà di loro ricevette un semplice manuale informativo, l'altra metà un manuale illustrato con disegni e foto sulle conseguenze del tetano sulle persone. La persuasione che ottenne la distribuzione del secondo manuale registrò un più 830% di adesioni al vaccino rispetto all'altro gruppo, una differenza abissale. Usare la paura in modo improprio e strumentale eticamente non è corretto, ma qui dobbiamo considerare che il pericolo deve essere considerato sempre intrinseco all'ambiente che ci ospita, qualsiasi sia la stagione. Quindi parlarne inserendo il tema come presupposto alla necessità di informazione e sicurezza diventa d'obbligo. Se sappiamo evidenziare poi le conseguenze dell'imperizia o impreparazione individuale che aggravano ulteriormente il panorama, state certi che sarete seguiti attentamente in tutto ciò che poi direte. Nel progetto Montagna Amica e Sicura diamo particolare attenzione ai gruppi organizzati che puntualmente in ogni stagione invadono con poderosi pullman valli e passi per raggiungere i punti di partenza delle loro gite domenicali o per trascorrere fine settimana interi tra le crode. Per gruppi organizzati si intendono le associazioni di vario tipo che per statuto attuano eventi ricreativi di vario genere. Tra questi le gite in montagna. La nostra attenzione è maggiore quando all'impreparazione si sommano l'affollamento degli itinerari e il divario di età che si riscontra tra i partecipanti. Riteniamo quindi in tal senso che questi rappresentino il nostro target ideale per attuare, con modalità maggiormente massiva, la nostra informazione preventiva. Ecco che periodicamente l'organizzazione di Montagna Amica e Sicura invia alcune circolari che rinnovano la richiesta di collaborazione e di attenzione al progetto. Le circolari sono inviate a fine autunno e a fine primavera ai seguenti destinatari: presidenti di sezione CAI, presidenti di 8 CAI, responsabili stazioni soccorso alpino e guide, associazioni scout, associazioni in genere, gestori di rifugio, altre attività turistiche in montagna. Le circolari indicano i referenti per macro area a cui rivolgersi in caso di necessità e riportano alcuni loro recapiti. Uno per l'area friulano-giuliana, uno per l'area Veneto nord-orientale e uno per l'area Veneto sud-occidentale. Nelle circolari sono puntualmente indicati i contenuti che si intendono affrontare negli incontri estivi o invernali che elenchiamo. Circolare estiva. Lettura preventiva del bollettino meteorologico. Cosa portare nello zaino. Come orientarsi. Come vestirsi in gita. Come comportarsi sul territorio. Quale alimentazione. Si potrà spiegare come procedere in sicurezza su sentiero attrezzato. Come comportarsi in caso di emergenza, come attivare la chiamata al 118 e indicare i dati essenziali, ed eventualmente mostrare come si indossa un'imbracatura, come si indossa il casco, come si lega il kit da ferrata all'imbracatura, come funziona un dissipatore. Circolare invernale. Lettura di un bollettino nivo meteorologico. Cosa portare nello zaino durante un'escursione sulla neve? Come orientare una piantina topografica? Guanti o occhiali, cosa scegliere? Come rilevare la pendenza con i bastoncini da neve e spiegare il perché? Mostrare cos'è un kit da valanga. Come orientarsi con l'orologio e con la bussola. Mostrare la scala europea del pericolo valanghe. Come organizzare un'escursione invernale. Come predisporre la progressione di un gruppo. Si potrà spiegare come procedere in sicurezza con ciaspe o con sci, come comportarsi in caso di emergenza, come attivare il 118 e indicare i dati essenziali,
ed eventualmente mostrare come si indossano le ciaspe, come si applicano le pelli di foca, come si impiega l'ARTBA. Il Club Alpino Italiano nel 2009 ha sottoscritto un protocollo di collaborazione con le associazioni scoutistiche, protocollo che ha agevolato la loro attenzione al progetto e ai nostri inviti di collaborazione. Per dare un'idea di quali numeri sono in gioco nella collaborazione che stiamo costruendo con gli scout, ecco alcuni dati solo del Veneto. A Gesci, iscritti 23.800, sedi 250, dirigenti capi 4.200. Cengei, iscritti 1.200, sedi 20, dirigenti capi 165. Scout d'Europa, iscritti 3.500, sedi 100, dirigenti capi 700. Con la Gesci è già iniziata una collaborazione fattiva con la rivisitazione dei loro documenti di base nell'organizzazione delle attività scoutistiche in montagna. Il Sentiero Amico 1, la pianificazione. Il Sentiero Amico 2, durante il campo. Le emergenze. Le zecche. L'infoformatore ha a disposizione diversi strumenti per costruire i propri interventi, per lasciare del materiale riassuntivo su quanto detto e per evidenziare con modalità consone la propria presenza dove intende agire. I contenuti che intendiamo trattare sono presentati attraverso alcuni pieghevoli coordinati sui seguenti argomenti. Decalogo 1. Comportamento in ambiente innevato. Decalogo 2. Comportamento in ambiente estivo, prevenzione e sicurezza sulla neve. La sicurezza sui sentieri attrezzati. Il tempo in montagna e i pericoli connessi. Cercar funghi in sicurezza. La salute non è un gioco. Tra gli strumenti sono a disposizione, per l'infoformazione di base, 2 brevi cartoons di sicuro effetto e di esplicito contenuto didattico. Giulia fai la cosa giusta, ambiente invernale. Giulia fai la cosa giusta, ambiente estivo in fase di realizzazione. Ideati in modo semplice ed intelligente dalla scuola di sci alpinismo della sezione Battisti di Verona, sono stati acquistati e messi a disposizione del progetto.
È disponibile per l'organizzazione, per i contatti e la diffusione dei materiali, un website all'indirizzo www.montagnaamicaesicura.it. Costruito in 3 lingue, raccoglie anche una gallery fotografica dei tanti appuntamenti organizzati da Montagna Amica e Sicura. Inoltre, per garantire la visibilità comunicativa durante i presidi nei luoghi più disparati sul territorio delle 2 regioni, sono disponibili alcuni gazebo di misura 3 metri x 3, diversi banner roll-up, alcuni striscioni e del nastro in polietilene per tracciare i confini nel caso si organizzi un campo ARTVA. Per un approfondimento sui contenuti trattati dai vari pieghevoli, ecco qui a seguire alcune note per ogni tipologia di stampato. Comportamento in ambiente innevato, disponibile in 3 lingue. Triplo decalogo. 1. Itinerari con gli sci, in pista e fuori pista. 2. Itinerari innevati con le ciaspe. 3. Itinerari sci alpinistici. Comportamento in ambiente estivo, disponibile in 3 lingue. Triplo decalogo. 1. Escursione facile. 2. Escursione impegnativa. 3. Sentiero attrezzato. Prevenzione e sicurezza in ambiente innevato, disponibile in 3 lingue. Come puoi prevenire un incidente? 1. A casa preparati adeguatamente. 2. Sul posto valuta la situazione. Ricorda i fattori naturali che favoriscono il distacco. Ricorda i comportamenti umani che favoriscono il distacco. Fai i controlli preliminari, evita i pendii ripidi e il bosco in generale offre protezione, ma nella scelta dell'itinerario. 3. Sul pendio riduce ulteriormente il rischio, identifica il terreno valanghivo, cogli i segnali della natura, stai allerta, controlla il gruppo. In caso di incidente, hai 18 minuti per soccorrere efficacemente il travolto, chiama il 118, contemporaneamente attiva le procedure di autosoccorso. Si arriva all'elicottero. Se pratichi sci alpinismo, sci fuoripista o effettui escursioni con racchette da neve, ricorda alcuni aspetti fondamentali. Scala europea del pericolo di valanghe. Numeri di telefono utili. La neve, disponibile in italiano, brochure completa edita da Aineva sulle caratteristiche dell'ambiente innevato e il relativo comportamento che deve tenere chi lo frequenta. La sicurezza sui sentieri attrezzati, disponibile in 3 lingue. Sentieri attrezzati, le ferrate. Perché sono necessari questi materiali? La catena di sicurezza, il concetto di forza, il fattore di caduta. Alcuni consigli. L'attrezzatura necessaria, cosa serve per la sicurezza? Il casco, l'imbracatura, il set da ferrata. Le normative di omologazione e le modalità d'uso. Il set da ferrata, la normativa, l'impiego dei modelli AV, l'impiego dei modelli AY, collegamento tra set e imbracatura. Il tempo in montagna e i pericoli connessi, disponibile in 3 lingue. Autoprevisione. Il bollettino meteorologico, altre info meteo. Schede sull'indice di calore e l'effetto wind chill. I pericoli meteo. 1. Visibilità ridotta e nebbia. 2. Precipitazioni e freddo estivo. 3. Temporali e fulmini. 4. Vento ed effetto wind chill. 5. Radiazione solare e indice di calore. Scheda. Cosa fare in caso di temporali. Cercare funghi in sicurezza. Disponibile in italiano. Sicuri a cercar funghi. Alcune norme del regolamento regionale. Il bosco dei funghi e dei cercatori, la preparazione personale. 1. Meglio soli che male accompagnati. 2. Cercar funghi, pericoli ed imprevisti. 3. Una notte nel bosco, né lupi né streghe, ma... 4. Il maltempo, se lo conosci lo eviti. 5. Animali ed insetti, selvatici e velenosi. 6. Autosoccorso, un sacco magico. La salute non è un gioco, disponibile in 3 lingue. Decalogo realizzato dalla Commissione Centrale Medica del CAI. Approfondendo invece sui servizi offerti dal website, all'indirizzo www.montagnaamicaesicura.it, 2 sono i servizi strategici disponibili. Il primo riguarda l'organizzazione generale.
Infatti, con fini organizzativi, dal sito si può accedere alle schede di adesione o richiesta di collaborazione. La prima è utile per definire i programmi degli interventi previsti sul territorio. Ogni gruppo di infoformatori che si renderà disponibile potrà qui registrarsi e dichiarare quali e quale appuntamento intende organizzare di propria iniziativa sul territorio. Conseguentemente si potrà realizzare il calendario stagionale come evidenziato sulla terza scheda. Inoltre si potranno identificare i gruppi disponibili per area ed eventualmente contattarli ed attivarli quando qualche organizzazione, rifugio o altro lo richieda. La scheda centrale di richiesta intervento è invece a disposizione per gli utenti, per i capi gita, per i gestori di rifugio, per i gruppi organizzati, eccetera. Qui è possibile compilare una richiesta di incontro infoformativo prima di avventurarsi in ambiente. Sia il sito che la pagina realizzata su Facebook sono estremamente utili per la divulgazione del progetto e dei consigli che si desidera comunicare a chiunque. Sul sito, infatti, c'è la possibilità di scaricare i file PDF dei materiali divulgativi realizzati e l'impagino dei decaloghi predisposti per riprodurli sulle pagine di qualsiasi bollettino sezionale. Sulla pagina di Facebook quotidianamente vengono pubblicate le pillole informative di Montagna Amica e Sicura, a rotazione, in modo da ripetere costantemente le regole di base per un corretto e sicuro approccio alla frequentazione della montagna. Il feedback si è dimostrato straordinario. Si pensi che in 2 giorni il post del disegno della valanga, qui riportato, che evidenziava il rapporto fra fronte e peso della massa prevista in spostamento, ha registrato 11.576 visualizzazioni. Inoltre è attivo un canale YouTube dove sono già pubblicati alcuni video utilizzati nella fase di startup del progetto e il cartoon didattico Giulia fai la cosa giusta. Qui saranno disponibili anche i videoclip ricavati dai PowerPoint didattici in produzione. In conclusione, cosa si chiede a chi desidera diventare operatore Montagna Amica e Sicura? Si chiede di capire l'importanza strategica del progetto Montagna Amica e Sicura, di capire la differenza tra formare un appassionato attivo e informare un appassionato passivo, di organizzare annualmente con la propria scuola o il proprio gruppo almeno un appuntamento invernale e uno estivo di divulgazione, di costituire nella propria struttura un gruppo operativo Montagna Amica e Sicura disponibile a intervenire su chiamata, di inserire nella documentazione divulgativa delle attività didattiche sezionali il marchio Montagna Amica e Sicura.